poi si sparge la voce, poi... Buon pomeriggio a tutti amici ascoltatori dal canale YouTube Veronica Pisano e da Maurizio Gastaldi. Maurizio, vieni un po' più in qui. Bene, come state? Io sono un po' arrabbiata, anzi molto arrabbiata, perché senza fare nomi ho saputo, anzi lo sapevo già da tempo, che c'è un dog sitter a Cagliari, anzi più precisamente a Flummini. Non posso fare nomi, abbiate pazienza. Flummini è una porzione di Quartu vicino a Cagliari, per chi non lo sapesse, non fosse della zona, insomma, per chi non fosse sardo. C'è una persona che è un dog sitter praticamente, che prende dei cani in affido, li prende quando i padroni partono, viene pagato profumatamente e poi a quanto pare qualcuno muore ogni tanto, no? Muore qualche cane, ma secondo me non è tanto normale, potrebbe capitare che un cane muoia così, può capitare, però che te ne capiti uno, che già due, mi sa che sei tu che non sai badare a loro, no? Anche perché so che ne prende molti, tipo una trentina, una cinquantina alla volta, li mette in un terreno questa persona e questi cani si scannano tra loro alla fine, quindi qualcuno muore, qualcuno rimane in vita e succede così. Una cosa molto brutta. Dovrebbero essere i padroni a denunciarlo, però non lo fanno perché per quanto ne so io, quei due padroni che conosco che hanno perso il cane lì dentro, purtroppo uno aveva 6 anni ed era malato al cuore e aveva bisogno di una pastiglietta al giorno per sopravvivere, no? Sicuramente lui non gliel'ha data ed è morto. Poi un altro era sano, aveva 4 anni, però è morto, però era molto grasso, quindi diciamo che lui avrebbe potuto togliere la scusa, uno del cuore e l'altro dell'obesità del cane, però strane coincidenze, non credete? In più anche altro, ho saputo che sono morti anche altri cani. Non lo so, se fosse capitato a me sicuramente non sarei stata zitta, non lo so, sicuramente avrei fatto qualcosa. Questi padroni non hanno fatto proprio niente. Comunque state attenti ad un dog sitter che sta nella zona di Flummini. Per chi abita a Cagliari, mi raccomando, chiedete informazioni prima sulla persona a chi lasciate il vostro cane, mi raccomando. Oggi vogliamo presentarvi una canzone molto molto bella detta Zenda, che Andrea Parodi presentò anche nel suo ultimo album prima di morire. Nell'album Albacada c'era anche Astrolicamus, fece un'altra versione perché gli piaceva molto questa canzone, vero Maurizio? Poi mi ero dimenticata di dire una cosa l'altro giorno. Maurizio Gastaldi partecipò all'ultimo concerto di Andrea Parodi, mi ero dimenticata di dirlo, ti ricordi Maurizio? L'ho visto, sì, l'avevo visto, all'anfiteatro. All'anfiteatro no, eri? C'ero spettatore, sì. Sì, hai partecipato in qualità di spettatore. Bello, bellissimo, molto emozionante. Perché Maurizio ha un fratello che lavora alla Pola, ma anche Maurizio lavorava alla Pola all'inizio, quindi è stato accozzato Maurizio, praticamente era stato accozzato ed era ai primi posti, mi pare, o dietro il palco. Era sul palco, Maurizio, era sul palco. E io quel concerto me lo guardo su YouTube ogni volta, invece Maurizio era proprio sul palco con Andrea Parodi e tanta altra gente. E tanti altri artisti famosi, bello, bene. Complimenti Maurizio, Sì. Bene.
E adesso Astrolicamus. Danza il sueldo e tramontana, danza para mie, danza il suo mare s'avventura, danza in custa pie, Astrolicamus dae supra de custa altura, nara mi desafortuna. Volen suelto e sin giustizia, volen para mie, volen su mare sin differenzia, volen custa die. Astrolicamus kirkende su venidore, nara mi de custu amore. Nois sos amentos, nois sos amentos. Nois que sirvamos perdidos in su nudo, nois due Ed è guazzuta una velula, cubendas che sa cintura. Danza stanno tua vita fitta, danza para tie, danza in su pelo chi casi vita, forse son para tie. Vola in su mondo estás, tempestad, vola senza frenas, veniti Astrolicamus. Nois sos amentos, nois sos amentos. Nois que sirvamos perdidos in su nudo, nois due ed è guazzuta una velula, una stessa cintura. Oh, bene. Grazie a tutti e a chi ci guarderà anche in differita. Mi raccomando, non affidate i vostri cani a persone che non conoscete, almeno informatevi bene, mi raccomando. Bene, per questo video è tutto. Ora io e Maurizio dobbiamo studiare una canzone che forse io conosco già, vediamo se lui la sa suonare. E ci diamo appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti, ciao!